questa croce, segno della redenzione del tuo Figlio Gesù, che per noi tutti ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La croce dice questo: qualcuno ha donato la vita perché altri abbiano vita. E nella società, a tutti i livelli, questa dovrebbe essere la regola. Mi dono, mi impegno, metto la mia intelligenza, le mie mani, il mio cuore, le mie facoltà, perché ci sia più vita. Adesso ho capito il suo nome. Dio ti salvi. La croce l'ha già salvata. Un applauso. Grazie Vicario. Oggi è un evento importante, quindi saluto tutte le persone che sono qui. Grazie al Sindaco, grazie a tutti i collaboratori di Festeggiamenti Collato, perché senza di loro se no non si può fare. Quindi queste cose, quindi noi ogni anno ricordiamo queste cose perché c'è stata una carneficina nella grande guerra, quindi qui siamo proprio su un terreno minato. Con grandissimo piacere abbiamo ricevuto questo messaggio, questa lettera del Presidente della Regione, Dottor Luca Zaia, che voglio qui leggere davanti a questa croce, a questi documenti importanti di questo nostro territorio importante nei pressi della chiesa di Sant'Anna. Pregiatissimo signor Perin, ringraziando per il gentile invito, mi rammarica a comunicare che a causa di pregressi impegni non potrò partecipare all'inaugurazione. Affido pertanto a queste righe il mio augurio di una buona festa, espressione della condivisione e del senso di comunità, pilastri portanti per la storia e l'identità della nostra gente. Questa è inoltre l'occasione per riscoprire le eccellenze, non solo enogastronomiche, che questo peculiare angolo del Veneto, la nostra casa comune, sa offrire. Desidero pertanto ringraziarla, l'intero comitato organizzatore, Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000, nonché tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla felice pianificazione di questo tradizionale appuntamento. Augurando a tutti i partecipanti di trascorrere dei piacevoli momenti conviviali, concludo porgendo i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali saluti. Qui ci troviamo nella prima linea, sulla linea del Piave. Qui abbiamo messo un cartello, come vedete, con una planimetria ricevuta dall'Austria sul sistema di difesa che era in questa parte qui. Qui ci sono un sacco di trincee, gallerie che andavano nella parte superiore, qui all'argine appunto del Soligo e del Piave più avanti, dove si incontrano. Qui vedete alcune iniziative che riguardano fino al partire dall'imperatore Sua Altezza Imperiale Carlo I d'Austria. Qui dovrebbe passare la pista ciclopedonale, che però ritarda, pur che ha avuto dei grossi finanziamenti. Questi soldi che sono stati versati non vengono utilizzati, non so perché. Viene tanto pubblicizzata in Austria, in Germania, fare questi percorsi a piedi dalla sorgente alla foce del Piave.
faccio vedere alcune foto di come, diciamo, era il fronte. Adesso noi ci troviamo qui in una bella passeggiata, più o meno il bosco poco curato, mentre la realtà durante la guerra era ben altra. Noi ci troviamo in una zona che ha visto feroci, non tanto qui ma sul Montello, però da qui sono partiti feroci combattimenti. Quindi in quel periodo lì c'è stato un afflusso enorme di acqua proveniente dal Cadore e la Piave era circa 2 km, 1,5 km di acqua, sembrava un lago. Se vedete le foto vi rendete conto che, avendo questo periodo così, diciamo, disastroso per gli austriaci, il passaggio è stato molto difficile. Poi anche l'aviazione, tutto, però a volte se il Piave era come lo vedevamo nei periodi di siccità, forse si passava anche a piedi su 12 km, qui si parla di 12 km, praticamente dalle zone di Falzè fino a Susegana. C'erano 3 divisioni austriache dalla parte austriaca, da parte italiana siamo più o meno sulla stessa cifra. Questa è una carta che illustra com'era la situazione il giorno 15 giugno del 1918. Sulla sinistra Piave abbiamo 3 divisioni, 24° Corpo d'Armata comandata dal generale di divisione Goiginger, con 3 divisioni. Partendo da nord abbiamo la 31esima, in questa zona qua, la 13ª Schützendivision e poi la 31esima, e qui in supporto la 41esima. 2 di queste divisioni erano ungheresi. Honved vuol dire esercito, quindi erano ungheresi. La terza era austriaca, Schützendivision, questo è un termine così, che comunque era una divisione, che avevano il compito di transitare e di passare oltre il Piave. Dalla parte italiana noi abbiamo da questa zona il 27° Corpo d'Armata e qui l'8° Corpo d'Armata. Alle ore 3 del giorno 15 è iniziato il fuoco di sbarramento dell'artiglieria austriaca, che era come quella italiana abbastanza numerosa, era stata portata sul fronte migliaia e migliaia di pezzi d'artiglieria di vario calibro naturalmente. Alle 5 c'è iniziato lo sbarco con delle grosse difficoltà per alcuni reparti, per altri meno, dovuti anche in questa zona dall'aviazione italiana che era stata allertata e quindi aveva iniziato il bombardamento delle truppe che transitavano il Piave per distruggere i ponti o le zattere. Poi verso Nervesa avevamo l'artiglieria italiana, diciamo, iniziò anche lì il fuoco di sbarramento, però l'artiglieria italiana era stata posta in questa posizione. E perché? Perché si pensava che l'attacco venisse da questa parte, non sul saliente. Il saliente, che è quello un po' più anche ripido rispetto al resto del Piave, quindi il saliente di Falzè è questa parte qua, quindi loro non si aspettavano un attacco diretto, quindi in quel momento lì l'Italia aveva avuto un momento anche di diciamo sbandamento tra virgolette. Il primo giorno è stato quello più critico per gli italiani per 2 motivi. Primo, l'8° Corpo d'Armata aveva 2 divisioni, la 58esima e la 48esima. La 58esima, il generale Brussi, aveva dato, diciamo, al giorno 14 l'ordine di fare il cambio dei reparti di prima linea. Quindi in quel momento lì si sono trovati anche in questa situazione di sbandamento, di non capire esattamente cosa stava succedendo. Il generale Pennella, che poi alla fine verrà destituito, nominato al suo posto Caviglia, non aveva ben compreso la gravità della situazione. C'è stato un momento che il generale Asclepio Gandolfo, che comandava questo corpo d'armata, continuava a chiedere rinforzi, continuava a far capire che la situazione era critica. Questa cosa non era stata ben capita da Pennella, il quale riteneva ancora che forse la situazione poteva essere tamponata, allora i rinforzi che continuamente chiedeva, e con fonogramma, a un certo momento il generale ha detto: io li ho chiesti, se non me li hanno dati e perdiamo la battaglia, sapete come vanno le cose. E Pennella, tra le altre cose, poi fu destituito proprio all'ultimo giorno perché non aveva ben compreso la gravità. Tanto è vero che il primo giorno abbiamo avuto
intere brigate annientate con migliaia e migliaia, alla fine di tutto 17.000 prigionieri, mentre gli italiani ne hanno fatti molto meno durante la ritirata oppure durante i combattimenti.